L'obiettivo è quello che i caregiver non si sentano soli, ma si sentano accompagnati da un gruppo che può aiutarli e sostenerli, che quindi ogni caregiver di fatto non sta vivendo da solo la sua esperienza di cura, ma che ci sono altre persone che la stanno affrontando e unirsi può aiutare sicuramente a diminuire il carico. Una mostra che racconta anche attraverso le immagini la realtà di un caregiver e lo fa con la sensibilità di chi solo può aver attraversato umanamente questo percorso difficile e spesso doloroso. Un percorso però che se condiviso diventa più facile da sopportare. Prendersi cura di qualcuno, soprattutto quando si parla di un genitore, di un fratello, di una sorella, qualcuno che ci sta molto a cuore e che quindi poi dopo diventa faticoso anche supportare nelle sofferenze. Siamo all'Istituto Menegazzi, dove è stata allestita una mostra affascinante e toccante, gli scatti di Arianna, le parole della sorella Silvia, entrambe caregiver. Loro, insieme ad un gruppo, hanno partecipato al progetto Caregiver Veneto in Rosa, ideato da ISRA con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Le immagini raccolte dall'una, le emozioni riportate dall'altra. Di conseguenza è nata l'idea di valorizzare la sintesi di questo percorso e ospitare presso di noi, perché ISRA è il soggetto proponente e che ha realizzato poi il progetto, questo angolo espositivo a beneficio non solo in realtà dei trevigiani, ma di chiunque, auspichiamo anche da tutto il Veneto e oltre, possa venire a trovarci. Dà lo stimolo per condividere delle emozioni e quindi un po' rivedersi nel percorso oppure confrontarsi, per cui in realtà diventa un'ottima occasione di socializzazione dei vissuti delle persone. Una mostra capace di muovere emozioni in chi l'affetto e la dedizione di un caregiver lo sente quotidianamente e in chi lo esercita, aperta tutti i giorni con gli orari della casa di riposo.